Poi si parla di chiudere gli uffici preposti, non la Guardia di Finanza, ma ad esempio i posti di polizia postale, si parlava addirittura di sopprimere il posto di polizia a Pordenone, poi c'è stata insomma una manovrina che al momento ha salvato il tutto, ma altrimenti sarebbe stato l'accorpamento con Udine, di fatto Pordenone sarebbe scomparsa. Ecco l'importanza, dottor Raffaele Padrone, ben ritrovato, vice Grazie segretario a voi. nazionale di FSP Polizia di Stato, ecco l'importanza di preservare delle risorse importanti, anche perché qua l'operazione della Guardia di Finanza, ma quante operazioni che magari non si sanno, non sappiamo, vengono portate a termine con successo dai colleghi proprio della Polizia Postale. Certo, lei tocca il tasto che è quello delle chiusure già proclamate da precedenti governi, perché ripeto, la sicurezza interessa solo, forse in questi giorni comincia a interessare perché ci sono le presentazioni delle liste, i candidati e quello che segue nella politica. Però i 271 uffici della polizia, di tante specialità dalla nautica al reparto a cavalli, che poi andiamo in cerca per venire nelle manifestazioni, ecco, quelli vanno chiusi perché non hanno interesse, no? Poi ascoltiamo che ci sono situazioni dove deve intervenire la Guardia di Finanza che, per l'amor di Dio, io dico sempre, l'importante è che venga preso il ladro, non mi interessa chi lo prende, il colore è quello, le forze dell'ordine sono quelle, però la Polizia Postale ha una specialità che mira a lavorare in online, internet, per i reati che sappiamo benissimo, e guarda caso questi uffici sono quelli che dovrebbero essere chiusi, quantomeno quelli di alcune città, alcune province. Noi abbiamo salvato Pordenone con quattro colleghi che ci lavorano, quindi poi voglio vedere la persona che viene truffata a Pordenone o in provincia di Pordenone che deve andare a Udine per fare una denuncia. Ecco, quindi è meglio che ci sia a Pordenone, ma è meglio che vengano potenziati questi uffici invece di chiuderli. Abbiamo già i problemi con le persone che vanno in pensione, naturalmente il numero decresce di mese in mese, dico io, non di anno in anno, di mese in mese, quindi dovremo aumentarla. Così come dovremo stare più attenti, direttore, io questa sera volevo fare un'ulteriore critica al sistema sicurezza per quanto riguarda questo governo. Vi siete accorti, magari non è passato su alcune tv, non è passata l'immagine, non ne sono passate le immagini dei nostri colleghi del reparto mobile di Palermo che hanno dovuto e che sono intervenuti a Lampedusa in questi giorni. È una vergogna. È il tema d'attualità in questi giorni. Una vergogna, un governo miope che cerca di mettere le pezze, io mette le pezze qua, le pezze là, io lo seguo anche con il discorso Covid e quindi il rapporto, no? Proviamo a chiudere le scuole, proviamo a aprirle, proviamo a portare gli studenti nell'autobus in 15 minuti, non in 14, proviamo a metterci la mascherina dalle 6 invece dalle 7 meno un quarto, cioè le pezze, no? Quando si vedono, si ascoltano queste notizie, poi io me le guardo in ambito di sicurezza e vado a vedere che i reparti che sono preposti per l'accoglienza di queste persone che sbarcano continuamente, va bene, devono avere scontri per causa di questo governo, perché chiaramente arrivano queste navi, queste persone tentano la fuga, sono mosse, abbiamo dei colleghi, anzi un reparto intero in quarantena perché 4 sono risultati positivi e con questi signorini elevate, tra l'altra cosa, il territorio, con no? questi signorini che poi scappano dal centro e vanno in giro per la Sicilia e se riescono anche per il continente, quindi avremo sicuramente poliziotti ammalati e gente insicura, perché aspettatevi questo, cioè è inutile mi fai mettere la mascherina a me e me lo chiedi e mi blocchi manifestazioni per poi lasciare andare in giro persone che arrivano da altri paesi. Un'altra cosa che mi dà fastidio è questo, perché il ministro dell'interno, Lamorgese, ha detto che non c'è l'emergenza. Questo cioè che non c'è l'emergenza immigrazione, questa io veramente non so se questa gente è abituata a lavorare dalla scrivania. Se questa gente è abituata a lavorare dalla scrivania,
Ma per forza di cose vengono poi emanate decreti ministeriali o leggi sulle immigrazioni. Perché, guardate, quante persone, gli ultimi cos'è? Tra le altre, faccio gli auguri di pronta guarigione ai due colleghi proprio della Guardia di Finanza che erano entrati per salvare queste persone, no? Erano entrati lì sulla nave. La nave lì, la barchetta esplode, ecco. Chi sono feriti? Noi questi, sono feriti i colleghi, ma guarda la fatalità, oh Gesù Cristo, io non riesco a capire, invece di farsi male qualcun altro si sono fatti male due colleghi, vabbè, guardi, divento una bestia quando parlo di queste cose. Allora, vedo certo. no, direttore, che noi possiamo, perché questo è il giro che si vede, con soldi pubblici le persone vengono accompagnate dall'altra parte e vengono rispedite al paese se non hanno, giusto? Quelle che vengono controllate, si capisce che non possono stare nel territorio nazionale, vengono mandati via. Bene, circa 80 alla settimana. Mi dite quanti soldi ci vogliono per portare via 80 persone in aereo alla settimana, quando questi arrivano con le barche, arrivano in 1000? E li ricarichiamoli su un'altra barca e riportiamoli dall'altra parte, no? Cioè ci mettiamo meno tempo e ci liberiamo di più in tempo meno veloce e con spese diverse. Cioè non riesco a capire, se noi dobbiamo partire da Pordenone, perché succede questo? Per accompagnare una persona devono partire 3 persone, perché queste sono le regole. È la prassi. Questi colleghi, più questo signore, paga il biglietto, non è che la compagnia aerea ti fa gratis o ti accompagna gratis. Paghi il biglietto per intero, pensate cosa costa partire 3 persone più l'individuo da Pordenone e andare in Sicilia, andare in Calabria, cioè andare a Roma, dove i colleghi poi ridormono e ripartono il giorno dopo. Quindi che spese ci sono? Debito pubblico su debito pubblico. 80 persone a settimana, ma carichiamoli 2500 su una nave e almeno le portiamo in una settimana e portiamo più di 80, o no? Vabbè, Raffaele Padrone, ne parleremo ancora, grazie. Parleremo ancora. Vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. E accennava proprio lui il tema che fa discutere ancora è quello della scuola. E ovviamente una scuola che deve ripartire. Oggi abbiamo appreso anche in provincia di Vercelli, sembra di capire o di ricordare che ci sono già stati dei casi di positività all'interno di una scuola, quindi chiuso tutto di nuovo. Abbiamo intervistato, abbiamo raggiunto oggi al telefono Simonetta Polmonari, lei è la Presidente dell'Associazione Provinciale dei Dirigenti Scolastici del Friuli Occidentale. Dice, fuori dai denti, mancano insegnanti e collaboratori scolastici. Tante le domande che noi poniamo alla Ministra, in questo caso Azzolina, risposte ancora zero. Sentiamola.